Buona domenica, buona 13ª domenica del tempo ordinario, carissime e carissimi. Ascoltiamo un passo del Vangelo di Matteo, precisamente la conclusione del capitolo 10 e quindi la conclusione del grande discorso missionario. Ciò che noi siamo invitati ad ascoltare si tratta di pochi versetti, ma sono versetti densi, duri, almeno possono risuonare così ai nostri orecchi. Così risuonano le parole di Gesù, possono sembrarci dure, difficili anche da interpretare. Chi ama padre o madre più di me non è degno di me, chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Cosa ci sta chiedendo Gesù di fare? Di essere. Gesù ci chiede di amare le persone a noi più care un po' di meno, amarle un po' di meno? Non credo proprio. Forse Gesù ci sta chiedendo fino a che punto siamo disposti ad amare Lui, ad amare il Vangelo, a seguirlo, ad essere discepoli, ad accogliere le sue parole, fino a che punto siamo disposti ad accogliere ciò che Lui ci trasmette, no? Il suo spirito e quindi la qualità dell'amore che viene da Dio. Gesù non ci sta chiedendo di amare di meno, ma ci sta chiedendo se siamo disposti ad amare di più. Infatti c'è un contrasto nel verbo amare che è interessante, perché qui quando Gesù utilizza il verbo amare in riferimento al padre e alla madre non utilizza il verbo phileo, non utilizza il verbo in lingua greca che risuona così, agapao, che indica l'amore nella sua intensità suprema, è l'amore nel senso proprio evangelico e cristiano, è l'amore di uno che fa della propria vita un dono senza riserve. Cioè non è un amore pensato in maniera limitata, ristretta. Ecco, forse potrebbe anche essere questa un'interpretazione, no? Amare troppo il padre, la madre, il figlio e la figlia significa ci richiudiamo in qualche maniera, c'è la tentazione di chiudersi in un ristretto circuito di persone, dimenticando chi? Ma dimenticando il resto del mondo, dimenticando magari i poveri, dimenticando tutti coloro che non hanno affetti o che non sentono la compassione di nessuno, la tenerezza di nessuno. Seguire Gesù, amare Gesù, significa anche partecipare alla sua capacità di amore, alla sua capacità di provare compassione e al suo desiderio di cura nei confronti di tutti coloro che sono in qualche modo disperati, magari abbandonati da tutti, magari quelle persone che non hanno né un padre, né una madre, né un figlio, né una figlia che si possano prendere cura di loro. Quindi anzi senza forse, l'invito che Gesù ci fa non è ad amare di meno, ma ad amare di più. E poi parla della croce, no? Come punto di arrivo estremo della sua vita, della vita di Cristo, nel momento in cui questa vita raggiunge la forma di uno slancio di amore definitivo, totale, che rifiuta qualsiasi compromesso col male, qualsiasi compromesso con la violenza e con la avidità. Chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Gesù ci sta chiedendo di donare la vita, di imparare da Lui, di seguire Lui allo scopo di fare della nostra vita non qualcosa che si trattiene, ma qualcosa che si condivide. Pensiamo al pane eucaristico, no? Che Gesù non trattiene, ma che Lui spezza e che Lui distribuisce. Questa non è una mancanza di amore, questo è il surplus dell'amore. Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Accogliere il discepolo significa avere la fortuna di accogliere Gesù,
e quindi accogliere quella sovrabbondanza di vita che Gesù ha portato, perché chi accoglie Gesù accoglie il Padre, accoglie la sorgente della vita, accoglie il senso della vita. Chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta. Nella prima lettura ascoltiamo una donna, no? La storia di una donna che con la sua famiglia decide di accogliere il profeta Eliseo riconoscendo che quell'uomo è un profeta e quindi sapendo che nella nostra vita, dice, nella nostra casa è entrato il profeta, è entrato l'uomo di Dio. Quale valore aggiunto può entrare nella mia vita se faccio in modo che nella mia esistenza entrino i maestri, i profeti, gli amici del Signore? È un dono grande, no? Quanti maestri sono entrati nella mia vita e quanto lascio, ecco, che la mia vita si arricchisca del valore aggiunto che queste persone portano, perché in loro c'è lo Spirito, in loro c'è l'aver accolto la parola del Signore e quindi portano parole di vita eterna. Chi accoglie un giusto perché un giusto avrà la ricompensa del giusto. È un dono grande fare in modo che la giustizia attraverso uomini e donne giusti entrino nella mia esistenza. Chi avrà dato anche solo un bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, non perderà la sua ricompensa. Ecco. Accogliere nella propria vita chi è davvero discepolo significa dare alla propria vita quel valore aggiunto di aver incontrato persone che ti possono arricchire in quell'unico tesoro che è il regno di Dio, che è il regno dei cieli, che è il Vangelo, che è questa qualità dell'amore e della vita. Buona domenica.